Cari telespettatori, siamo con Ugo Giollo, segretario dello SPCGIL del Veneto, e parliamo della situazione dei pronto soccorso, delle liste d'attesa, ma soprattutto dei ticket e dei pagamenti che devono essere fatti se entri in codice bianco. C'è una ricerca della Genas che voi avete analizzato a livello territoriale e con lo spaccato regionale. Ci racconti un attimo. Sì, quello che abbiamo evidenziato noi è che quello che succede in Veneto è che non solo i pronti soccorso sono spesso intasati perché manca personale e il personale che c'è non è adeguatamente incentivato. Non solo le persone quindi sono costrette ad aspettare ore e ore per avere una risposta. La media in Veneto è di 4 ore e mezza ed è una delle medie più alte di tutta Italia. Ma per come sono state congegnate le norme in Veneto, la maggioranza delle persone che si rivolgono al pronto soccorso poi alla fine escono con il codice bianco e quindi come tali sono costretti a pagare il ticket per quanto riguarda le prestazioni che sono state eseguite. Ticket e anche la prestazione. Sì, ticket e prestazione. Quindi un bel onere. In realtà il tema qual è? Che in Veneto vengono ogni anno pagati circa 15 milioni di euro per appunto l'accesso ai pronti soccorso, quando per esempio in Lombardia se ne pagano 2 milioni di euro con una popolazione che è il doppio rispetto a quella veneta. In Emilia-Romagna se ne pagano 7, il che vuol dire che sostanzialmente la Regione del Veneto ha deciso di far pagare molto di più che non nelle altre regioni alle persone fragili che si rivolgono ai pronti soccorso. E tra l'altro con un'idea che è anche sbagliata, perché le persone si rivolgono al pronto soccorso perché non trovano spesso risposte nel territorio. Cioè nelle liste d'attesa che sono molto lunghe. Nelle liste d'attesa che sono lunghe, in medicina generale. Ma anche medici di medicina generale che non ci sono 600 zone scoperte, non ci sono in tanti luoghi le medicine integrate e le case della comunità al momento sono una chimera. Ricordiamo che le case della comunità dovrebbero essere quei luoghi aperti 24 ore al giorno per 7 giorni alla settimana, proprio per garantire un luogo vicino alle persone a cui, dove rivolgersi. Allora, voi avete fatto delle istanze alla Regione? Sì, noi da tempo stiamo chiedendo alla Regione di intervenire sui temi quali il personale, le incentivazioni e i servizi. Purtroppo abbiamo una Regione che è sorda alle nostre richieste e anche alle nostre iniziative di mobilitazione e negli ultimi mesi è anche sorda alla sola idea del confronto, perché oramai da giugno non riusciamo più ad avere un confronto con questa Regione. Grazie segretario, speriamo che poi ci possa anche essere una risposta in qualche modo, in modo da poterla poi raccontare anche ai nostri telespettatori. Intanto a voi buon lavoro naturalmente, a voi cari telespettatori, a presto, ci vediamo la prossima volta.